Con Tommaso Battaglin, dopo questa vittoria del Veneta Lab Breganze, questo ritorno alla vittoria, dopo la brutta, mi permetto, trasferta di Montecchio Precalcino, cosa è successo sabato scorso, Tommaso? Venivamo da una partita giocata male da tutti. Il fatto che mancassero due giocatori comunque fondamentali non può essere una scusa, abbiamo giocato male e diciamo che oggi siamo venuti qua con l'idea di vincere, per fare punti, per recuperare quelli scorsi, perché ci serviva per il morale, ci serviva per il proseguo di questa stagione. La tua prova come la valuti? Io ho apprezzato in particolare la personalità in certi frangenti del secondo tempo di andarti a prendere la responsabilità di portare palla, di cercare di venire fuori dalla pressione che Roller Bassano ha esercitato quando siete andati in vantaggio, specie nel finale. Sì, diciamo che dopo il 3-2 il Bassano ha iniziato a pressarci a tutto campo, con tanto fisico, con tanta forza. Diciamo che mi sono sentito anche in dovere di prendermi alcune responsabilità, mi sento in potere di farlo. Quindi diciamo che mi piace anche puntare e liberarmi da quelle situazioni. Oggi mi è andato bene, non ho fatto particolari casini in quella fase e quindi sono contento anche per quello. Forse la vostra sfida è riuscire a trovare continuità di rendimento, perché in 6 partite, 3 vittorie e 3 sconfitte, vi manca forse la capacità di trovare una striscia continua, una striscia positiva. Ne abbiamo parlato proprio questa settimana, ieri, che il mister ce l'ha messo davanti agli occhi e diciamo che è un problema, cioè è un bene quando riusciamo a fare buone partite, ma poi non possiamo cadere così tanto in basso facendo bruttissime partite, perdendo vari gol di scarto e perdendo punti importanti. Siete comunque la squadra più giovane del campionato e dovete pagare dazio anche all'inesperienza. Dovete applicarvi e penso che lo stiate facendo in allenamento e anche in partita. No? Sì, è un punto a sfavore. Per questo manca esperienza, ma anche un punto a favore per la nostra voglia di andare e di giocare queste partite. Ho chiesto anche a Ettore com'è il doppio impegno, perché fate la spola anche con la prima squadra, no? Non è così semplice perché anche il mister della 1 ci mette sotto durante la settimana, sono sempre 2 allenamenti al giorno che giocano un po' sulle gambe e anche sulla testa. Però sono importanti per la vostra crescita. Certamente non ci tiriamo mai indietro ad andare con la Serie A e prendere come opportunità per crescere. Bene, grazie Tommaso, buona settimana di lavoro perché sabato prossimo o domenica scusa, c'è il Roller Scandiano, vale a dire la capolista. Esatto, grazie mille Fausto. Grazie.